Allora, con molta calma, perché io devo suonare qua, è un bel posto, vicino Central Park. Allora, ci sarà tempo sicuramente per valutare il lavoro di Mazzarri, è troppo presto, eccetera, eccetera. Però dobbiamo essere onesti con noi stessi, no? Io il secondo tempo l'ho visto da cellulare, il primo tempo domani vi arriverà la mezza reaction insieme all'analisi, perché non è possibile. Mi devo fermare, se no vi viene il mal di mare. Iscrivetevi al canale e lasciate un like di rabbia. Un like di rabbia. Ma mi arrivano 1000 notifiche, non ce la farò mai. Allora, con onestà vi chiedo, e nei commenti, senza dire parolacce, senza mettere in mezzo le mamme, eccetera, eccetera, se il gol di Kvara l'avesse sbagliato Mario Rui, se l'avesse sbagliato Zanoli, se l'avesse sbagliato lo stesso Simeone, Raspadori, che cosa avremmo detto? Perché poi le scelte di Mazzarri le analizzeremo ed è finito l'alibi che non c'è più tempo, adesso si deve vedere il lavoro di Mazzarri per forza contro il Braga, perché è dentro o fuori, e poi ci saranno una serie di partite, non dico abbordabili, ma ci sarà. Però signori, è il primo tempo, io dico un'altra volta questa parola, benino, perché si è fatto delle cose, si sono creati dei presupposti, cioè più o meno, non uguale, ma simile a come all'andata. Osimhen gli dà il pallone e Kvara piano la mette nel palo opposto. Qua non dovevi nemmeno mirare, dovevi fare uno scavettino. Szczęsny era uscito proprio a valanga. Niente, la tirata fortissima, l'hai allungata, la tirata fortissima alta. E io quella roba lì non me la spiego. Un amico, Angioletto, le parole sue le devo ripetere a menadito, le devo ripetere così come sono. Garcia sta in Francia, Ramba colpa a Garcia per sto gol e Kvara, e poi tornando indietro tutto quello che si poteva fare non si è fatto. Sarà colpa di Garcia sicuramente, però là fa gol, devi fare gol, non è possibile. Dopodiché non simile però altrettanto clamoroso all'occasione di Di Lorenzo, però vedete bene che se il Napoli risulta con 0 tiri in porta vuol dire che hanno considerato quell'occasione con il fuorigioco, quindi può essere pure che quell'occasione non vale, anche se fuorigioco nel momento in cui parte il lancio, perché poi c'è quel doppio rimpallone che fanno Gatti e Bremer, cioè questi hanno cercato di farci dei regali che noi non abbiamo accettato, non li abbiamo scartati e non li abbiamo presi nemmeno coi regali. Non era una Juve, certo loro hanno avuto le occasioni nel primo tempo, quel tiro di Vlahovic ribattuto da Nathan, poi chiediamoci la situazione di Nathan, perché poi questi sono i gol che il Napoli non fa e crea poco e non mette in difficoltà gli avversari. Era la partita, la difesa più difficile da affrontare, tutto quello che volete voi. Però poi i gol che il Napoli costantemente subisce, il cross, allora se quel cross non è di Meret, ok? Vuol dire che una squadra che subisce quel gol costantemente deve studiare e deve trovare una soluzione. Se Meret non esce dai pali e resta incassato nella porta e diciamo che quel cross è impossibile perché a rientrare bello teso, diciamo che è impossibile, bisogna trovare un'altra soluzione. Semplicemente bisogna trovare un'altra soluzione. Rrahmani resta un'altra volta impiantato a terra. Gatti, facciamo i complimenti a Gatti, facciamo i complimenti agli avversari sempre. Però io quando arriva l'esonero di Garcia, arriva Mazzarri, una cosa vi ho detto: adesso finiscano gli alibi per i calciatori, perché i calciatori che ci hanno dimostrato di saper fare delle cose, non pretendiamo 20 punti di vantaggio come l'anno scorso, che era un'annata magica, però nemmeno questa schifezza, perché questa è una schifezza, perché queste sono delle prestazioni individuali che non si possono accettare. Allora poi a Mazzarri io chiedo, e Juan Jesus non mi è nemmeno dispiaciuto perché ha controllato abbastanza bene Vlahovic, c'è stata una bella lotta,
quindi la scelta di Juan Jesus al posto di Ostigard, che io ho commentato a inizio partita dicendo non sono convintissimo, hai messo Juan Jesus forse per impostare, forse perché si era allenato bene, tutta una serie di cose, nemmeno malissimo, ma Ostigard deve giocare al posto di Rachmani allora. Con il senno di poi è facile, con il senno di poi è molto facile dirlo, però con il senno di prima Rachmani sta impiantato a terra e non salta nemmeno per sbaglio, e allora cerchiamo di capirci, cerchiamo di metterci d'accordo. Poi tu dici Nathan, Zanoli, vabbè, ci si può lavorare, si può discutere sicuramente sulla cosa. Questa volta diciamo che l'arbitro non c'entra niente, perché sennò diamo un altro alibi ai giocatori. Non dobbiamo dare alibi ai giocatori, è un insegnamento di Spalletti. Noi di Spalletti non ci dobbiamo portare dietro il grande gioco, la bellezza, ma gli alibi mentali che lui non dava a nessuno. Ho tutto quello che mi serve, questa squadra può fare tutto quello di cui ho bisogno per vincere. Gli alibi, non diamo alibi. Questi giocatori possono fare molto di più di quello che anche con Edoardo De Laurentiis in panchina. Quindi attenzione, Zanoli in futuro meglio di Nathan ha provato a spingere, si vede che è in difficoltà e non c'è problema che è in difficoltà, ma ha provato anche a spingere. Ma avete notato quante volte si è proposto e la palla non gli arriva perché non gliela danno, perché non si fidano nei movimenti, non è naturale tutto ciò. Quindi queste sono tutte quelle difficoltà strutturali che fa parte anche un po' della sfortuna, perché ti mancano i due terzini eccetera eccetera. Ma qui Mazzarri ci deve adesso probabilmente magari lui tornerà e questi problemi non ci saranno più, però molto spesso Nathan si è proposto, Kvara o lo saltava a piedi pari o non lo guardava nemmeno e non si creava nessun tipo di catena da quella parte e si potevano fare delle cose, perché Cambiaso era in difficoltà. Ora Kvara, a parte il gol sbagliato, ha tratto molti falli in quella zona, bisognava creare più la rumba e non si è creata niente. E la partita di Osimhen non è stata neanche male, secondo me Osimhen sta tornando in forma, a bloccare i palloni volanti, a rilanciare, a fare quel lavoro sporco anche da solo. Si deve fare però molto di più. Mi è piaciuto Lobotka, mi è sembrato in palla, però bisogna fare molto di più. Non mi è sembrata la Juventus. Poi però nel secondo tempo loro, quando fanno il gol, legittimano pure un pochino e mi ha dato la sensazione il secondo tempo, come al solito, che il Napoli, dopo quelle cose iniziali, che erano queste velleità iniziali, si squaglia un pochino e lì facciamo i nostri discorsi di preparazione atletica, di tutto quello che volete voi. Però loro stavano poi legittimando e questo è quanto la classifica si allunga. Attenzione, la classifica che si allunga, è un'annata che va così, è un'annata maledetta, è un'annata che fa male, e noi però non ci dobbiamo disunire come tifosi, dobbiamo fare analisi oneste. Sapete perché? Per il futuro, perché il futuro non ci deve portare a fare gli stessi errori di ottimismo, errori di presunzione, errori di vabbè tanto, no. Se puoi rimanere nell'elite del calcio, se puoi toglierti delle belle soddisfazioni in Europa, devi delegare, devi avere la gente che fa questo mestiere nei punti giusti, altrimenti si rischia veramente di essere la famosa one hit wonder. Il Leicester, una canzone e poi chi vi conosce più. Vado a suonare una canzone. Vi abbraccio, vi bacio da New York, Valerio Fluido è tutto. Non credo avrò tempo di andare live, però domani l'analisi arriva e se voi lasciate il like e mi lasciate tanti nuovi iscritti eccetera eccetera, io organizzo una sorpresa, fidatevi di me.